Se è vero che i fatti contano, dopo le polemiche dei giorni scorsi il Venezia si è preso una bella rivincita sul campo, battendo gli avversari biancoscudati e aggiudicandosi la finale della Coppa Italia di categoria. Il Penzo mercoledì si è tramutato in una specie di fortino con migliaia di tifosi che hanno raggiunto Sant'Elena, ma per mister Inzaghi ancora non basta. Stasera c'era un bello stadio, ma adesso domenica non ci sono scuse per nessuno. Domenica il Penzo deve essere pieno perché questa squadra merita che lo stadio sia pieno, se no poi a maggio è facile venire, speriamo tutti ad esultare. Adesso abbiamo bisogno della nostra gente perché questi ragazzi meritano, penso, uno stadio pieno. Un appello dunque a tutti i tifosi per sostenere al meglio i ragazzi di mister Inzaghi, che si dice molto fiero della squadra. Sono 25 giocatori straordinari che si impegnano sempre come il primo giorno, che hanno voglia di apprendere. Un impegno che li ha portati a vincere 3-1 contro il Padova, una delle squadre più temute, ma la strada è ancora lunga. È un avversario ostico e adesso abbiamo la fortuna di averlo eliminato dalla Coppa, che penso sia importante anche per i nostri tifosi, che so che ci tenevano tanto. E poi in campionato abbiamo 8 punti e cerchiamo di tenerli, anche se dovremo andare a Padova. Insomma, il campionato è lunghissimo, adesso non abbiamo fatto nulla. 5 punti con lo scontro diretto di vantaggio, penso che sia importante averli, ma su 30 punti a disposizione 5 sono troppo pochi.